Ha mai giocato alle slot machine per te? Mai, non mi interessa. Io non conosco quel mondo lì, però mi fa un po' paura. No, perché non mi interessano. Io sono nettamente contrario perché sono un vettore di malavita. In realtà no, non ho avuto esperienze di questo genere, ho avuto parenti effettivamente che spesso e volentieri sperperavano il proprio denaro appunto con le slot machine. Ovvio, non sono molto informato sull'argomento, so che è una piaga sociale che si sta diffondendo. Ha mai giocato alle slot machine? No, mi rifiuto. No, perché sono solo un furto di soldi inutili. Sì, quello non va bene, mai mi è piaciuto il gioco d'azzardo. Pensa che le slot machine rappresentino un pericolo dal punto di vista sociale? Gravissimo, è gravissimo. Penso di sì perché c'è dipendenza, è un carico alla sanità. Tante persone hanno delle grosse problematiche, anche a livello psicologico, non si rendono conto, se non c'è il sistema che lo guida, questi vanno a giocare, non c'è niente da fare. Assolutamente sì, senz'altro. Sicuramente sì, perché sono ricettacolo di brutta gente, non solo quello di Via Tedeschini, quelle di tutte le sale di Notte Italia. È anche non educativo per le nuove generazioni. È un fattore che potrebbe potenzialmente diventare pericoloso. Venerdì 1 aprile aprirà la prima sala slot machine del quartiere e questo ha fatto nascere una polemica sui pericoli. Sì, immagino di sì, per chi abita vicino. Sappiamo anche in altre zone cosa sta succedendo, quindi preferirei che venisse esclusa da questa zona la possibilità. Io spero che Tosi intervenga immediatamente su questo problema qua. Che hanno ragione a non volerle aprire perché sono un danno per tutti. Almeno che ci sia un controllo sugli orari e che rispettino un po' le normative, insomma. È solo un sistema per rovinare quello che è già rovinato. Sono così negativa che non so neanche trovare il motivo giusto, ma direi di no, sia per il tipo di frequentazione che per la confusione, e poi è una cosa che non va fatta. Di certo, vuol dire, un'immagine come quella della slot machine vicino degli ambienti come scuole, non solo, luoghi che dovrebbero educare i bambini, sicuramente non trasferiscono un'immagine positiva, questo è certo, dato che come l'abbiamo definita prima, una piaga in sostanza, non è sicuramente un bel vedere. Non è che giocando uno si può arricchire, anzi si rovina.